Siamo all'ISIS Verdi di Valdobbiadene per scoprire i segreti del nuovo laboratorio multimediale allestito grazie ai fondi PNRR. Volete saperne di più? Seguiteci. È uno spazio che è a utilizzo di tutti gli indirizzi dell'istituto. Come sapete ne abbiamo molti, perché abbiamo dei licei, degli istituti tecnici e un istituto professionale agrario, e le attività che si possono svolgere in questo laboratorio sono molteplici. Abbiamo intanto dei visori di realtà virtuale, abbiamo dei Chromebook e dei tablet, dei computer su un carrello caricatore, abbiamo una stampante 3D, abbiamo un angolo podcast e tutti strumenti che possono essere utilizzati per differenziare la didattica e renderla diciamo più accattivante sia per gli studenti che per gli insegnanti, nel senso che anche gli insegnanti si mettono in gioco volentieri per rinnovare il loro modo di fare scuola. L'assetto della classe può essere variabile, quindi i banchi sono modificabili nel loro assetto, quindi si può fare lezione frontale, si può fare lezione di gruppo. Abbiamo poi inoltre molti progetti che si svolgono in orario pomeridiano che poi vanno a utilizzare la strumentazione di questo laboratorio. Sì, ad esempio abbiamo la giula stampante 3D, ci sono dei corsi attualmente attivi soprattutto per gli indirizzi meccanici che la stanno utilizzando molto in questo periodo. Stanno appunto facendo dei corsi di precisione affini insomma a quello che è lo stampaggio. Abbiamo i Chromebook che li abbiamo usati anche recentemente, ad esempio per gli invalsi, sono in sostanza dei computer portatili. I visori stanno preparando dei corsi di attivazione per l'utilizzo di queste nuove strumentazioni. Poi inoltre per strumentazioni ci sono anche i tablet, che sono molto utili per i corsi per esempio di disegno, riferimento anche a altri indirizzi. Poi ci sono altri computer al di fuori del Chromebook che sono più efficienti, che comunque sono anche utili per gli invalsi o piuttosto per corsi pomeridiani per informatica come le scienze applicate o anche altri corsi. Infine c'è la zona podcast che è utilizzata anche su un corso che in questo momento è in registrazione e in preparazione. In questo podcast abbiamo imparato diverse cose, imparare a comunicare in maniera efficace. La seconda cosa che abbiamo imparato è sapere ricercare le informazioni con fonte attendibile. Troviamo il microfono per registrare i vari episodi, i due monitor, e dopo questo serve per regolare l'audio, soprattutto per la parte diciamo più tecnica del podcast. Come ci ha fatto vedere Andrea, che fa il podcast insieme a me e ad altri ragazzi, questa è tutta la strumentazione. Poi altri motivi per fare un podcast molto validi sono che oltre ad ampliare le nostre conoscenze in tutti gli ambiti storici, geografici, scientifici e anche molto altro, ci serve anche come ripasso durante le interrogazioni, per le interrogazioni, ci serve soprattutto noi di quinta come in preparazione agli esami di maturità, ci serve come ripasso generale anche quello, oppure ci serve anche per imparare ad usare meglio la strumentazione.